Ritorniamo in campo sul 7-10 a favore della Calzedonia Verona, con questa volta Michele Fedrizzi che va al servizio. Ricordiamo il punteggio è sul 7-10 a favore della squadra ospite. Michele Fedrizzi, ex giocatore di Molfetta, cresciuto a Trento, il suo colpo termina però direttamente out e questo permette nuovamente a Verona di trovare dei punti importanti per portarsi a +4 nei confronti della squadra allenata da coach Valerio Baldovin. Altro servizio out da parte questa volta di Aidan Zingel, diversi gli errori da una parte e dall'altra del campo, a dimostrazione insomma che bisogna ancora trovare quella precisione di gioco che sarà poi necessaria all'inizio della Superlega. Questo vale appunto per entrambe le squadre. Nel frattempo arriva il muro vincente di Steven Marr, il numero 8 bianconero, nei confronti dell'attacco di Stern, quindi un muro che strappa gli applausi della Chioene Arena. E al servizio ora va Daniel Consiglia, il centrale sloveno. Arriva il suo ace, stavo dicendo il centrale sloveno che è allenato nella sua nazionale da coach Gianni, che quest'oggi appunto ritrova come avversario dall'altra parte della rete. Un abbraccio 3-2 prima dell'inizio della gara. 10-11 sempre per la Calzedonia Verona, in vantaggio nei confronti della Chioene Padova. Bel che Fedrizzi non riesce a trattenere, e quindi 12-10 per la Calzedonia Verona. Ricordiamo, si sta giocando il primo set alla Chioene Arena. Al servizio il numero 3, il palleggiatore Adriano Paolucci. Tiene di nuovo Padova, il muro che però termina out. Ovviamente non c'è il video check quest'oggi, cosa che ci sarà invece a partire dalla prima giornata di Superlega, e quindi ci si affida totalmente a quello che è il parere dei due arbitri. Ricordiamo Davide Pettanello e Federico Giudica di Padova. Il servizio di James Shaw tiene la ricezione di Verona, ma sull'attacco di Stern arriva il muro bianco-nero che trova così la parità 12-12. Chioene Padova e Calzedonia Verona, che da calendario di Superlega si ritroveranno l'ultima giornata del girone d'andata esattamente il 4 dicembre del 2016, quando proprio le due squadre si affronteranno qui alla Chioene Arena. Intanto di nuovo l'attacco di Stern, che trova però questa volta il money out. Non mette adeguatamente bene le mani Steven Marr e quindi fa il gioco di Verona, che ritorna in vantaggio. Verona che quest'oggi però è a Padova, c'è da segnalarlo, con diverse assenze, tra i quali appunto Lecat, Ferreira, Baranovic e Djuric, quindi assenze non da poco per la squadra di coach Gianni. In casa Padova invece manca esclusivamente Filip Sestan, lo schiacciatore che è impegnato attualmente con la nazionale croata. Invasione nel frattempo fischiata nei confronti della Calzedonia Verona, ritrova il vantaggio la Chioene Padova. Al servizio Steven Marr, il canadese appunto della Chioene Padova, primo giocatore canadese di Padova della storia. Un fallo per quanto riguarda la Chioene Padova. Ancora parità 1-1 in, diciamo, possiamo dire così, in questo primo set, palla al centro usando un termine calcistico. 14-14 al servizio Simone Anzani, centrale, che riesce a trovare l'ace. Qui qualche colpa ce l'ha appunto Fabio Balaso, che ha intuito male la traiettoria del pallone, favorendo appunto
Anzani che ha trovato questa battuta vincente. Ancora Anzani al servizio per la Calzedonia Verona. Il suo colpo questa volta viene ricevuto da Fedrizzi che gli ritorna la palla. James Shaw può riorganizzarsi. Verona, ancora il palleggio di Paolucci per Kovacevic che però spara fuori la palla. 15-15. Applausi comunque da parte del pubblico della Chioene Arena che si è fatto nel frattempo più numeroso. Ad occhio e croce saremmo circa un 300 spettatori. Taylor Averill. Ritorniamo in diretta alla Chioene Arena. Qualche problema di connessione, ovviamente si tratta della prima prova live per la Chioene Padova su YouTube. Nel frattempo i giocatori si sono ritrovati di nuovo in panchina perché è arrivato il time out, in quanto Verona, dopo il doppio ace realizzato da Taylor Averill, è riuscita non solo a recuperare il gap ma a riportarsi in colpo di Daniel Consiglia al servizio. Questa volta arriva il colpo vincente di Baranek che trova il 20-21. 21-20. Il numero 3 Adriano Paolucci al servizio per gli scaligeri. Il fischio dell'arbitro, arriva la battuta, tiene non tanto bene la ricezione di Padova, ma in qualche modo James Shaw riesce a palleggiare bene il pallone per Giannotti che trova nuovamente la parità, 21-21, e James Shaw che va alla battuta. Il fischio di Davide Pettenello. Il colpo di James Shaw, Baranek bene in ricezione, il palleggio di Paolucci per Uros Kovacevic, prova Padova in qualche modo a difendere e questa volta ci riesce con la buona reazione di Balaso e arriva il punto del 22-21 di Stefano Giannotti. Ma grande merito di questo punto va dato appunto alla reattività di Fabio Balaso prima e di Taylor Averill poi, che sono riusciti a tenere viva questa palla che sembrava ormai destinata a favore di Verona. Ancora James Shaw al servizio, questa volta morbido al centro, il colpo di Kovacevic che palleggia e invece tenta il pallonetto, scusate. Balaso si tuffa e nuovamente applausi per il libero bianconero. Ricordiamo Fabio Balaso, giocatore molto giovane della Chioene Padova che proprio quest'estate ha esordito con la nazionale seniores nella doppia amichevole contro l'Australia. Alzata a una mano per James Shaw a favore di Stephen Marr che trova il 23-22. Ancora applausi per la Chioene Padova che in queste ultime battute del primo set sta dimostrando buona qualità di gioco. Stephen Marr al servizio per la Chioene Padova. Il suo colpo, ancora bene Giovi, però non riesce a tenere la palla nel proprio campo. Stefano Giannotti ne approfitta e butta a terra il set point che vale il 24-22 per i bianconeri. Chioene nuovamente al servizio con il canadese Stephen Marr. Questa volta però la palla è nettamente out. Nonostante questo Marr butta un occhio nei confronti del secondo arbitro. 24-23, ancora niente è deciso in questo finale di primo set. Anzani al servizio, il suo colpo morbido, Fedrizzi, James Shaw per Stefano Giannotti che viene murato abilmente da Verona. 24-24, si andrà così ai vantaggi. Ancora il numero 17 di Anzani.
ancora alla battuta per la Calzedonia Verona. Ricordiamo 24-24, finale di primo set tra Chioene Padova e Calzedonia Verona. Il primo tempo di Taylor Averill, ma Aidan Zingel mette le manone e trova il 24-25, ribaltando la situazione, quindi trovando questa volta il primo set ball per Verona. Ancora il servizio con Anzani. Simone Anzani riesce a tenere in qualche modo Fabio Balaso, male però Steven Marr. Balaso non può far altro che mandare dall'altra parte del campo. Il colpo di Aidan Zingel, distinto. Balaso si butta, però toglie, diciamo, la traiettoria buona a Steven Marr, che così non riesce ad arrivare sulla palla, e la Calzedonia Verona chiude 24-26 questo primo set. Noi ci vediamo di nuovo fra poco su il canale YouTube della Pallavolo Padova per la cronaca del secondo set.